voce possente, se lì in fondo mi sentite e se posso parlare quindi senza microfono. Procedo. Buonasera a tutti, ringrazio appunto per la partecipazione a nome del Coro di Nuoro. Saluto le autorità, so che c'è anche il sindaco di Orosei, il sindaco di Nuoro arriverà, più avanti magari faranno anche un saluto, visto che ci sono, e saluto in particolare gli amici del coro di Castelsardo e di Orosei. Occasione di questa serata sono il nostro desiderio di onorare i 70 anni del Coro di Nuoro. 70 anni appunto vuol dire che ci sono tante persone, fondatori che purtroppo non ci sono più, e personalmente appunto questa giornata qui la dedico anche a loro, che sono stati appunto i promotori del Coro di Nuoro e soprattutto anche i promotori della nascita della coralità popolare nuorese, che si è divulgata in tutta la Sardegna. Sono ben 120 adesso i cori che in pratica, prendendo spunto oppure avendo come riferimento il Coro di Nuoro, si sono gemmati in tutta la Sardegna. Era il 1952 quando appunto una dozzina di nuoresi, musicisti o amanti della musica, si sono riuniti e hanno voluto, per rafforzare quel legame alla nostra identità, alle nostre sonorità, alla nostra memoria legata appunto a canti antichi, secolari o diciamo anche millenari, quali il coro a tenore e successivamente anche il coro a concordo, e merito del Coro di Nuoro è stato quello appunto di innovare e allargare, diciamo, mantenendo sempre la caratteristica delle 4 voci, però allargandole appunto a cori più estesi. È stato naturalmente un'innovazione che ha portato anche ad allargare in tutta la Sardegna questa passione verso il canto, che credo che sia una passione che ci ha sempre accomunato. Per noi cantare è sempre un piacere e soprattutto dopo questi 2 anni di pandemia ci fa piacere riprendere a cantare. E questo è appunto il primo evento che il Coro di Nuoro intende promuovere in quest'anno, proprio per ricordare 70 anni di storia. Questo lo facciamo naturalmente con 2 cori che sono rappresentanti massimi della musicalità del canto popolare, appunto Castelsardo e Orosei. C'è stato nel nostro coro un cambio generazionale. Abbiamo ancora qualcuno ultra settantenne che appunto che fa parte della storia del coro. Abbiamo anche qui in seconda fila, vedo l'amico Simone, che avremmo voluto che cantasse ancora con noi. Poi c'è appunto Gonario e Antonio Tola e Gavino, che sono appunto ultra settantenni che ancora sono pilastri del nostro coro. Non dimentico naturalmente Mario Seddone, che anche lui sarebbe dovuto essere qui in costume. Allora, c'è stato appunto un cambio generazionale e c'è stato appunto anche il passaggio di consegna da Giampaolo Mele, che è stato proprio il pilastro del Coro di Nuoro, a Francesco Mele, direttore. E abbiamo iniziato, diciamo, anche un nuovo percorso, non solo esibizioni in giro per il mondo come il coro ha sempre fatto, ma abbiamo cercato anche di allargare le nostre
conoscenze, le nostre ricerche, le nostre esperienze anche a collaborazioni con altri artisti di altri campi. Per esempio collaborazioni con Paolo Fresu, con Gavino Murgia, nonché collaborazioni anche con altri campi artistici, quelli dell'illustrazione e dei video, dove grazie al nostro concittadino Manuele Mureddu abbiamo appunto portato avanti dei progetti. È nostra intenzione appunto continuare in questa nuova progettazione. Abbiamo anche un progetto molto ambizioso che diciamo che in itinere. Non ne parlo non per scaramanzia, ma sarà una cosa che coinvolgerà tutti i cori appunto di ispirazione nuorese. Perché naturalmente non è il coro di Nuoro che ha dato luogo e permesso questa espansione del canto in tutta la Sardegna, è merito appunto degli 8-9 cori che ci sono a Nuoro, che con tanto impegno, perché cantare in un coro vuol dire soprattutto anche impegno e sacrificio, hanno permesso appunto di dare a Nuoro questa peculiarità che penso che sia unica. Io credo che se dovessimo fare dei raffronti con Milano o altre città, io penso che la proporzione di coristi e di cori nella città penso che sia una cosa unica. È unica perché ci piace cantare e vi piace anche ascoltare. E vi ringrazio appunto per la vostra presenza. Ringrazio naturalmente per i programmi che porteremo avanti quest'anno la Fondazione di Sardegna, la Regione della Sardegna, il Comune di Nuoro e per ultimo anche Don Pinuccio, che grazie a lui appunto siamo qui in questa chiesa, una chiesa del 600, e quando naturalmente penso al 600 penso al fiorire delle varie confraternite che ci sono state in Sardegna, che hanno fatto questo primo passaggio innovativo dal canto a tenore al canto a concordo, e successivamente l'altro passaggio diciamo che l'abbiamo fatto noi come coro di ispirazione popolare nuorese. Quindi in questa chiesa appunto mi fa piacere che oggi mi auguro e vi auguro un buon ascolto per poter godere, diciamo, o avere il piacere di ascoltare appunto questi 3 tipi di coralità, appunto la coralità a tenore, a concordo e diciamo polifonica di ispirazione nuorese. Mi fermo qua perché credo che un concerto è come quando si va a una mostra di quadri dove l'interesse principale che ha è quello di godersi il quadro. Io auguro a voi di godervi ed avere il piacere di ascoltare queste 3 formazioni. Passo la parola al professor Luzzu, che naturalmente farà brevi presentazioni proprio per arricchirci ulteriormente della conoscenza di questa coralità. Grazie. Buonasera a tutti e tutte. Intanto vi chiedo anch'io se mi sentite, se così non fosse abbiamo un microfono, posso utilizzarlo anche se insomma rimbomberà molto l'ambiente. Io devo dire che quando Francesco mi ha chiamato proponendomi di venire stasera a introdurre questa serata, questo concerto, ho accettato con grande entusiasmo. Da un lato per il rapporto di amicizia, mi sento di dire, di stima che mi lega alla famiglia Mele, e dall'altro per la qualità della proposta, del programma musicale e delle formazioni scelte. Io credo che il momento in cui si tiene questo concerto non sia casuale. Da un lato sta iniziando la bella stagione, che è il periodo in cui in Sardegna la musica dal vivo si intensifica e allo stesso tempo si sta finalmente allentando la pandemia, speriamo definitivamente. Dall'altra abbiamo lasciato da poco la Settimana Santa.
La settimana santa è un momento fondamentale per chi si occupa di musica in Sardegna, è il momento dell'anno liturgico nel quale la musica è più presente, gioca un ruolo fondamentale. Questo è già, direi, un primo aspetto che caratterizza la Sardegna. Se noi confrontiamo la Sardegna con altre regioni d'Italia, nelle quali per esempio sono molto diffusi i canti di tradizione orale legati al Natale, ecco, questa è una prima differenza. Noi abbiamo qua in Sardegna, forse dico cose che gran parte di voi conosce, qualche canto, Celeste Tesoro, su Ninni Edu, qualche canto legato al Natale, ma i repertori, i generi e le musiche legate alla Settimana Santa sono certamente più significativi, più ricchi, più numerosi, e la Settimana Santa è il momento dell'anno liturgico più musicale ed è il momento, tra l'altro, nel quale la musica ha ancora oggi una funzione particolare. Noi oggi sentiremo canti legati prevalentemente alle paraliturgie della Settimana Santa, non esclusivamente, e li sentiremo fuori contesto, li sentiremo in un concerto. In realtà gran parte di queste musiche vivono nei paesi in cui vengono praticate nei contesti reali, sono musiche funzionali al rito, sono la maniera che tanti sardi hanno per esprimere la propria fede, la propria devozione attraverso la musica. Sono un modo per pregare in musica che si è in qualche modo sviluppato con le sue peculiarità qui in Sardegna. Le musiche della devozione sono molto varie nel territorio regionale. Abbiamo delle musiche strumentali. Nel sud della Sardegna le launetas hanno un repertorio specifico di brani legati a contesti processionali, liturgici, paraliturgici. O penso alla tradizione dei campanari. Sapete che in gran parte dell'isola si usava, ma in larga parte si usa ancora, a suonare le campane con delle suonate specifiche per accompagnare le processioni durante le feste patronali. Ovviamente però la parte più importante delle musiche religiose e devozionali sono musiche vocali, perché veicolano testi appunto che sono preghiere. E mi sembra che qua si possa distinguere in due grandi categorie, che si differenziano, due grandi modalità esecutive, direi, che si differenziano certo per il risultato sonoro che producono, ma anche in realtà per il significato, l'idea che si ha dell'esprimere la devozione in musica. Cioè noi abbiamo dei paesi, delle parti della Sardegna in cui la musica devozionale, la musica religiosa è una pratica che noi studiosi chiamiamo inclusiva. Pensate a tutti i paesi in cui ci sono le tradizioni dei rosari cantati. Sapete, in Sardegna c'è quest'altra cosa molto bella. Nei luoghi, nei paesi in cui il rosario si fa in italiano, quel rosario è sempre recitato. Poi c'è un'ampia fascia della Sardegna che parte dal sud, arriva sin qui alla Sardegna centrale, poi a un certo punto questa tradizione nel nord scompare, dove il rosario è in sardo e allora il rosario è un rosario cantato. Allora in questo tipo di pratiche, o pensate ai gozos, agli inni di lode dedicati ai santi alla Madonna, che in molti paesi sono delle pratiche appunto inclusive, cioè in questi sistemi, in questi contesti, più persone cantano, meglio è espressa la devozione. Una bella processione, una processione dove tutta l'assemblea dei fedeli, dove tutte le persone in processione assieme intonano il rosario con dedizione e compassione. E questa è un'idea di come attraverso la musica si può esprimere la devozione. Poi ce n'è un'altra, quelle sono le pratiche che noi chiamiamo pratiche esclusive, cioè esclusivamente a alcune persone della comunità, del paese, della città viene demandato il compito di fare la musica religiosa, la musica devozionale. Ma quella musica non è musica individuale di quei pochi musicisti o di quei 4 cantori. In qualche modo è come se la comunità desse il compito a quei cantori di essere gli unici a cantare la musica che rappresenta però tutta la comunità. Quindi, ripeto, è evidente che è differente il suono, ma soprattutto è differente questo rapporto di delega, insomma, di rapporto tra la comunità e chi fa la musica religiosa. Ciò che sentiremo oggi saranno musiche di carattere esclusivo, cioè di questa seconda tipologia. Nel bel programma musicale che il coro di Nuoro ha proposto, ha pensato per stasera, avremo, lo diceva già il Presidente, 2 paesi che hanno una tradizione rinomata nell'ambito del canto a 4, del canto appunto a 4 di tradizione orale, e poi avremo invece il repertorio del coro di Nuoro che ci proporrà un programma connesso comunque alla musica religiosa, alla musica devozionale e ai riti della Settimana Santa. Iniziamo con Castelsardo. Castelsardo
Tra le sue particolarità c'è il fatto che la musica devozionale è affidata ai cantori che sono membri della confraternita di Santa Croce. C'è un sistema di norme molto rigoroso, molto affascinante per chi lo osserva da fuori. I confratelli tutti ogni anno eleggono un priore e il priore tra i suoi compiti ha quello di individuare tra i confratelli cantori le persone che dovranno cantare per tutto l'anno nelle diverse occasioni religiose. L'altra grande caratteristica di Castelsardo è un rito straordinario che è il rito dell'Unisanti. Noi sappiamo che oggi nella gran parte del mondo cattolico la Settimana Santa si celebra, i riti si tengono la Domenica delle Palme, il giovedì, il venerdì e poi la Domenica di Pasqua. Sappiamo che in passato non era così, che c'erano riti specifici per tutti i giorni della Settimana Santa. Questa cosa si è conservata a Castelsardo. A Castelsardo si canta il giovedì santo, si canta il venerdì, ma il lunedì, quindi non il lunedì di Pasquette, il lunedì che precede, il lunedì dopo la Domenica delle Palme, è il Lunisanti ed è il rito e la celebrazione più importante della Settimana Santa di Castelsardo. E dai repertori dell'Unisanti sentiremo alcuni dei brani di stasera. Noi abbiamo chiesto a ogni formazione di proporre 4 brani del loro repertorio e in questo caso il coro della confraternita di Santa Croce di Castelsardo proporrà 2 canti che si eseguono durante l'Unisanti. Quindi vi ripeto, questo l'ho già detto, credo sia importante ricordarlo e dà anche un senso a ciò che ascoltiamo. Oggi li sentiamo fuori contesto in un concerto, li si può sentire nei CD, ma nella loro vita rituale questi canti si eseguono una volta l'anno, che è il Lunisanti. Allora sentiremo 2 canti che vengono dal rito dell'Unisanti, che sono il Miserere. Il Miserere viene eseguito dal coro che apre la processione, il corteo processionale dell'Unisanti. Poi sentiremo lo Stabat, come viene chiamato a Castelsardo, lo Stabat Mater, che invece viene eseguito dal coro che sta al centro del corteo processionale. I cori sono 3, ci sarà poi un terzo coro che esegue lo Iesu, che sta appunto a chiusura del corteo. Ci proporranno poi un canto liturgico, l'Eran Quasi, che è appunto un canto liturgico, quindi ci spostiamo dalla paraliturgia alla liturgia, un canto che si esegue durante l'offertorio, e chiuderanno il loro programma con un altro Miserere. A Castelsardo esistono diverse maniere per intonare lo stesso testo. Il testo appunto è quello del Miserere, è un testo biblico, è il Salmo 50 della Vulgata, e esistono diverse maniere per intonare questo testo biblico in diverse occasioni rituali. C'è il Miserere dell'Unisanti, c'è il Miserere cosiddetto Fuggi Fuggienti, che si esegue il primo e l'ultimo sabato di Quaresima e poi il Venerdì Santo. C'è un Miserere per i morti, che i confratelli eseguono in occasione dei funerali di altri confratelli, e poi c'è il cosiddetto Miserere dietro l'altare, che si esegue i sabati della Quaresima. Lo stesso testo, 4 intonazioni diverse. A cantare oggi abbiamo una rappresentanza scelta dal priore. Il priore di quest'anno è Osvaldo Pinna, che però è anche un cantore, quindi lo sentirete oggi in doppia veste, e i cantori che il priore ha individuato per esibirsi stasera sono, a parte Osvaldo Pinna che fa il sittu, Stefano Tugulu che fa la Bozzi, Alessio Serra che fa il contra, Bachisio Masia che fa il basso e Pier Giuseppe Pinna che fa l'uval sittu. Vi ho nominato 5 persone, si alterneranno perché ovviamente la tradizione sarda prevede un canto a 4 voci. Loro sono lì dietro, non so se ci sentono, non so se qualcuno li chiama, ma insomma il coro della confraternita di Santa Croce di Castelsardo. Buon ascolto. Stiamo procedendo a una registrazione, preghiamo appunto di silenziare perlomeno i telefoni. Grazie.
secondo moltitudine miserazione
di apprezzare la polifonia vocale della tradizione sarda. Prevede 4 voci e 4 parti, quindi 4 cantori, ognuno dei quali esegue una diversa parte musicale. Questo è un aspetto che differenzia il canto a concordo, il canto a tenore dalla coralità di scuola nuorese, nella quale abbiamo sempre 4 parti musicali, ma ogni parte viene eseguita da più cantori, e questo cambia molto la qualità, la pasta sonora, la timbrica, anche direi la libertà dei singoli cantori, che chiaramente, se sono più cantori che devono fare la stessa voce, devono cercare, hanno un'estetica della compattezza, della potenza sonora, eccetera. In questo caso è come se fosse un quartetto d'archi, come se fossero 4 solisti che assieme appunto eseguono un brano. Questa stessa modalità esecutiva la troviamo anche nel prossimo gruppo. Ci spostiamo dal Nord Sardegna alla Baronia e andiamo a Orosei. A Orosei i protagonisti della Settimana Santa sono 3 confraternite: la confraternita di Sasantaruga, de Sasannas e de Sul Rosario. Ogni confraternita ha i suoi cantori, ma a Orosei è consentito anche che i cantori siano esterni alla confraternita. Questa cosa capita anche in altri paesi nei quali appunto si canta a concordo e nei quali sono presenti le confraternite. Quindi ci sono i cantori esterni alla confraternita che, come se fossero dei frades abitantes, insomma, vengono accolti per prendere parte ai riti, alle celebrazioni della Settimana Santa. Il gruppo che sentiremo tra poco si chiama Tenore Concordo di Orosei, perché una particolarità di Orosei è il fatto che è uno dei pochissimi paesi della Sardegna nel quale coesistono le 2 pratiche di canto a 4 della tradizione sarda, quindi questa con le voci naturali, cosiddetta a concordo, anche se per esempio a Castelsardo non la chiamano concordo, e invece quella che conosciamo più comunemente come canto a tenore, quindi dove si utilizzano le voci culturali. A Orosei coesistono queste due pratiche. E Tenore Concordo di Orosei è una formazione storica che è attiva e coinvolta attivamente nella vita religiosa. Piero Pala, uno di loro, è un confratello, tutti cantano durante la Settimana Santa, ma in realtà hanno anche un'intensa attività concertistiche, di spettacoli nei palcoscenici della Sardegna, d'Italia e di tutto il mondo, dove propongono sia il repertorio della tradizione di Orosei, ma dove si cimentano anche in operazioni di collaborazione con altre culture musicali, con altre esperienze musicali, un po' come raccontava il direttore per le nuove attività in programma per il coro di Nuoro. Quindi Tenore Concordo di Orosei ha collaborato con rinomati musicisti nell'ambito del jazz, della world music, della musica d'avanguardia e così via. Parlavamo del fatto che nella musica devozionale il testo assume un ruolo centrale. Avrete certamente notato che il repertorio che ci ha proposto Castelsardo, che in realtà è molto più ampio rispetto a quello che abbiamo sentito, comunque i cantori di Castelsardo hanno scelto di proporci 4 testi in latino. Il Miserere viene dal Salmo 50, lo Stabat Mater è una sequenza attribuita a Jacopone da Todi, quindi XII secolo, l'Eram Quasi viene dalla liturgia delle ore, e quindi hanno scelto di proporci un canto in latino. In effetti nella musica anche di tradizionale della Sardegna si canta spesso la lingua latina, che è la lingua ufficiale della cristianità, ma si canta anche in sardo. C'è in particolare una forma poetica, una forma di poesia per musica che è la più comune, la più importante in tutto il territorio regionale, che è appunto quello dei gozos. Noi consideriamo normalmente i gozos dei canti, in realtà in primo luogo i gozos sono delle forme poetiche che rispettano delle regole ben precise, sono dei componimenti strofici che hanno una quartina d'apertura dalla quale si estrapolano 2 versi che fungono da ritornello, che quindi si ripetono dopo ogni strofa del testo. I gozos sono una forma poetica proveniente dall'isola iberica, quindi che si attesta in Sardegna. Le prime testimonianze sono del 600 con l'arrivo degli spagnoli, e quelli che erano e sono i gozos della Castiglia e i goic della Catalogna diventano poi quelli che saranno i gozos in Logudoro e i goccius nel Campidano. E in Sardegna appunto nel 600 è stata prodotta una quantità enorme di testi poetici, alcuni dei quali ovviamente di grande pregnanza religiosa, ma anche di grande valore letterario, che sono appunto i testi, gli inni dedicati ai santi, alla Madonna, alla Settimana Santa, che sono un patrimonio letterario e poi musicale della nostra tradizione. Il repertorio che ci propone invece Tenore Concordo di Orosei prevede 2 canti in latino e 2 canti in sardo, appunto con la forma dei gozos.
Il primo brano sono dei gozos della Sagrada Santa. Io ci ho provato, ma non sono riuscito a farmi dire da Saoghe che cosa canterà. Il repertorio di Orosei è molto ricco di gozos, le diverse confraternite cantano diversi testi, ci sono diversi testi per le diverse occasioni rituali e questi testi hanno anche, questi canti hanno anche delle interessanti varianti dal punto di vista musicale, proprio molto ricco il repertorio dei gozos di Orosei. Quindi Massimo mi diceva, non so, io arrivo lì e decido sul momento quale eseguire, quindi ci canterà uno dei tanti gozos della Sagrada Santa che si possono ascoltare appunto a Orosei. Il secondo brano sarà lo Stabat Mater, quindi è interessante in questo caso il confronto, avremo ancora una volta un canto dedicato, che si esegue per la settimana santa, dedicato alla Madonna di grande rilievo letterario, Stabat Mater dolorosa, iusta cruce lacrimosa dum pendebat fili, no? Stava la madre addolorata sotto la croce in lacrime, la croce dalla quale pendeva il figlio, quindi un testo molto importante nella liturgia, molto cantato in Sardegna e che sentiremo appunto proposto con una soluzione musicale completamente diversa rispetto a quella di Castelsardo, che prevede invece una scansione delle sillabe molto lente, come abbiamo sentito. Il terzo brano sarà il Gozo del Sunefrassario, che si eseguono a novembre durante il novenario delle anime, il pomeriggio di questo novenario, che è appunto una cerimonia, un rituale fatto dalla confraternita di Santa Croce per il suffragio delle anime del Purgatorio. Si esegue questa particolare tipologia e forma di gozos, la cui quartina iniziale recita Artissimo Creadore des Animas Saggiutorio, Misericordia Signore, Prossas Anima del Purgatorio, quindi rivolta alle anime del Purgatorio. Chiuderanno con il Libera Me Domine, il mio parere personale, assieme al Magnificat, forse uno dei canti più suggestivi della tradizione oroseina, che si esegue per i riti funebri, durante la benedizione del feretro in cimitero, oppure anche nel novenario di novembre di cui vi parlavo prima. In questo caso il testo è di nuovo in latino, un testo che viene dalla messa da Requiem. Spero mi sentano, tenore e concordo di Orosei. Buon ascolto.
Christus, qui tanto los amas, dai les prontos aerotorio. Frades, io plegados semus a Santa Corparea. Cramen de Kimbo che pia in costo santo oratorio. Libera me, Domine, de morte eterna, in della tremenda, quando gelemo vende il sole.
di Ermagna e Tamarabade, augurandogli almeno altri 70 anni di attività, sempre con nuovi ricambi, nuovo entusiasmo e nuova musica. E un ringraziamento anche alle autorità presenti. Buona serata a tutti, grazie. Per me è la parte più difficile, venire a Nuoro a parlare ai nuoresi, ai componenti del coro di Nuoro, insomma non è impresa facile. Io non ho compiuto studi in prima persona su questi temi, ciò che vi racconterò è ciò che mi sembra più rilevante per poter introdurre il programma di questo concerto, e sono informazioni che ho desunto grazie alle chiacchierate fatte con Francesco, con l'amico Manuele Muretti, che mi pare sia in sala, e che ho letto dai libri di Giampaolo Mele, perché Giampaolo Mele, oltre che l'instancabile animatore del coro di Nuoro, è stato anche colui che ha tenuto viva la memoria e che ha fissato su carta la storia, appunto ormai settantennale, di questa formazione. 70 anni fa succede a Nuoro qualcosa che renderà la storia di questa città unica dal punto di vista musicale. Nuoro è il principale centro della Sardegna centrale e riceve stimoli musicali che non c'erano nei paesi più piccoli del resto dell'isola.
Tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento si accumulano esperienze musicali appunto che rendono unica questa storia. Nuoro è sede vescovile, quindi con una diocesi, appunto una sede ricca di una proposta musicale che è differente da quella delle piccole parrocchie. C'è un'attività corale attestata già dalla fine dell'Ottocento che poi si intensifica in epoca fascista tra le due guerre e che poi continuerà. C'è la banda musicale che nel 1906 viene diretta dal maestro Peppino Raschel, che è conosciuto per altre vicende, oltre che appunto per aver diretto la banda di Nuoro. Ci sarà poi l'impulso musicale del maestro Madrigali, che a Nuoro avrà un ruolo importante. C'è la passione per la lirica, penso per esempio all'esperienza dei fratelli Tanchis. C'è la scuola cantorum della Chiesa delle Grazie, che avrà un ruolo altrettanto importante, e poi c'è la prossimità con le polifonie di tradizione orale. A Nuoro si cantava e si canta a tenore, a Nuoro erano presenti le confraternite. Ecco, tutti questi ingredienti assieme, presi, gestiti, messi nelle mani di un gruppo di giovani di talento e appassionati, porterà alla nascita appunto di quella che poi conosciamo come la coralità di scuola nuorese. A Nuoro le confraternite erano presenti, erano ben attive e facevano musica. Ce lo dice Grazia Deledda, ma in tempi più recenti ce lo ha raccontato anche Giampaolo Mele. Mi piace citare un passaggio di un libro di Giampaolo Mele che scriveva nel 1991: i meno giovani tra i nuoresi ricorderanno anche i cantori delle confraternite. Quindi nel 91 i meno giovani ricordavano le confraternite attive. Soscrofarios, i fratelli Sorus, Oretti, zio Nanneddu Guisu, Veracchi, nonché la calda voce baritonale di Pride Antonetto Usanni, vecchio organista della cattedrale e suonatore di chitarra in occasione di liete cerimonie. Quattro voci più un discontinuo zippiri, quinta voce, costituivano la polifonia sacra, non sul modello della polifonia classica, ma su quello della polifonia dei Sudincorto. Questo scriveva Giampaolo Mele. Allora, le relazioni tra le prime esperienze del coro di Nuoro e in generale direi la musica religiosa, la musica devozionale sono tante, sono significative, sono importanti. Una figura centrale è stata Giovanni Todde, nipote di Frate Soretto, quindi ha diretto contatto col mondo delle confraternite, è figura importantissima nel primo coro di Nuoro, ma dalla scuola Cantorum delle Grazie provenivano diversi dei primi cantori, quindi con questa esperienza legata alla musica religiosa. E nel primo repertorio, nel nucleo storico del repertorio della coralità nuorese, ci sono diversi esempi di travestimenti di brani religiosi, cioè melodie di brani religiosi alle quali viene, come dire, sostituito il testo religioso con testi di carattere profano. Forse i due casi più noti sono Zia Tattana Faragone, che è intonata sulla melodia del Deus ti salve Maria, e Bobore Vigo Morisca, che è intonato sulla melodia dei Gosos. E tra le prime esperienze del coro di Nuoro c'è il riprendere e il riadattare, il riarrangiare per questa forma di coralità anche appunto i repertori tradizionali. Quindi ciò che sentiremo oggi è una parte di questo repertorio. Vi ho già parlato e abbiamo sentito diversi esempi di Gosos. C'è forse un autore che è considerato ancora oggi il più importante poeta in lingua sarda di testi di carattere religioso, che è stato Bonaventura Licheri. Bonaventura Licheri ha vissuto a cavallo tra 6 e 700, era originario di Nioneli, fece studi gesuitici anche se poi non prese i voti, e a Bonaventura Licheri sono attribuiti alcune delle più belle poesie religiose della tradizione sarda, e in particolare un ciclo di testi tutti in forma di Gosos, conosciuto come Susettenario Prosaghi da Santa, cioè sono 7 poesie, ognuna dedicata a una diversa giornata della settimana santa. E da quelli Gosos provengono alcuni dei testi che sono ancora oggi quelli più cantati in tutta l'isola durante la settimana santa. Da quel ciclo di testi poetici vengono quelli che diventeranno canti come Cagliade Mos Creaturas, come Sette Ispada de Dolores, come Nomigia Medas Maria. E a questo corpus di testi ha attinto la tradizione nuorese e quindi ha attinto anche il coro di Nuoro, che ha rielaborato questi brani. Ciò che sentiamo saranno proprio dei Gosos di Chida Santa, col testo Sette Ispada de Dolores su Orman trapassato, uno Stabat Mater, quindi come dire, questo è l'unico brano che abbiamo tenuto come costante per tutte e tre le formazioni, quindi sentiremo un altro modo completamente diverso di intonare la sequenza di Jacopone da Todi.
Nomigia Medas Maria, ancora un canto appunto ripreso dalle memorie della modalità di intonazione delle vecchie confraternite nuorese, che poi viene adattata per coro nuorese, alla fine sul rosario. Io ho parlato all'inizio della pratica del rosario, pratica inclusiva, pratica che è ancora viva, nella maggior parte della Sardegna la si esegue a cori alternati con voci maschili e femminili. Grazia Deledda testimonia molto bene, molto chiaramente l'esistenza della pratica del rosario cantato qui a Nuoro, e appunto anche questa melodia, che questo canto è stato ripreso e riadattato per coro alla nuorese, diciamo. Credo siano lì pronti. Io volevo ringraziare nuovamente Francesco Mele per l'invito, volevo fare i miei auguri al coro per i suoi 70 anni e ringraziare anche voi per l'attenzione. Buonasera.
prima di fare il canto volevo dire due parole. Prima ho chiesto a Osvaldo, il priore di Castelsardo, se voleva dire due parole, mi ha detto una cosa bellissima. Io sono famoso per fare i discorsi a Castelsardo, cioè non ne faccio. Ecco, io sono tipo così, non mi piace moltissimo parlare in pubblico, ma un ringraziamento, volevo unirmi ai ringraziamenti che ha già fatto Domenico, il presidente. Devo ringraziare moltissimo Marco, Castelsardo e Eurosei, che mi hanno emozionato moltissimo, veramente grazie di cuore di essere venuti. Giustamente Domenico dice sono i 70 anni del coro, è un po' il nostro compleanno, però se la chiamiamo coralità di scuola nuorese, tutto questo fenomeno sardo, che non so, ci sono tutti questi cori, ed è bellissimo in Sardegna, appunto è un po' anche perché quei 12 ragazzi nel 52 hanno cominciato a cantare. Quindi ci piace sì che sia il nostro compleanno, ma ci piace considerare un po' il compleanno di tutta la coralità nuorese e sarda, e questo speriamo sia il primo evento, insomma, per celebrare questa bellissima cosa, questo bellissimo fenomeno isolano. Sicuramente sono in programma altri eventi durante il corso dell'anno e appunto mi piace considerarlo così. Vedo Alessandro Catte della Fersaco, Franca Floris, che sono insomma sanno raccontare meglio di noi, conoscono bene questo fenomeno a livello regionale. Adesso vorrei chiamare il sindaco di Nuoro Andrea Sordu e la sindaca di Eurosei Farres Elisa a dire due parole, se vi fa piacere. Un saluto. Buonasera a tutti. Io sono, come dire, più emozionato di così non si può. Primo per la musica, perché da quando sono arrivato ad adesso ho avuto la pelle d'oca, proprio emozionato. Bellissime tutte le esibizioni, dalla prima all'ultima, e quindi faccio veramente i complimenti al coro di Castelsardo, al coro di Eurosei e al coro di Nuoro. Però oggi è veramente l'inizio di un festeggiamento, di un compleanno importante, lo diceva Francesco prima, l'avrà detto prima Marco e anche Domenico, un appuntamento importante per la musica in Sardegna ed è un appuntamento importante per Nuoro, che ha segnato una tappa fondamentale nella musica di ispirazione popolare nella nostra isola e in qualche maniera l'ha animata. È un po' il lavoro che fanno le zone interne della Sardegna che riempiono di significato la nostra isola, dandogli l'anima, dandogli i costumi, dandogli la lingua, dandogli la musicalità. Questa è un po' la visione che noi abbiamo del grande patrimonio culturale che risiede in questa zona dell'isola, che è così bella, così disabitata da un certo punto di vista, così ricca di patrimonio paesaggistico da veramente essere un luogo del cuore. Ecco, questo luogo è anche un po' il luogo del cuore, perché qua si è a Nuoro verificato questo fenomeno particolare, e cioè la commistione di varie esperienze musicali che venivano dal passato, ma non dal passato solo dall'Ottocento, ma proprio dal passato remoto, dall'antichità, con il canto a tenore, che è patrimonio dell'UNESCO non per niente e che proprio in questa zona della Sardegna ha le sue maggiori matrici, le sue maggiori manifestazioni e risale alla notte dei tempi. Ecco, dall'incontro tra queste varie esigenze, manifestazioni musicali, ne nasce il coro di ispirazione popolare. Quei 12 ragazzi che nel 52 si sono cimentati e ascoltando i confratelli delle confraternite di Nuoro
sentendo gli influssi delle musiche che si cantavano intorno alla città, a Tiana per quanto riguardava anche l'esperienza di Giovanni Todde o nei paesi vicini, riescono a esprimersi in una maniera che non è più elitaria dei 4 cantori, ma diventa una modalità di espressione più comunitaria, più inclusiva, perché può cantare non solo chi fa parte della elite che sa fare i suoni culturali o ha frequentato le confraternite, ma possono cantare un po' tutti. E quindi un fenomeno democratico in qualche maniera che riesce a coinvolgere da subito tanti ragazzi e poi si diffonde a macchia d'olio in tutta la Sardegna, e dappertutto in tutta la Sardegna questo tipo di coralità, che poi ha avuto tante evoluzioni, a sua volta è sempre chiamato il canto di ispirazione nuorese, il canto popolare che si è formato di scuola nuorese. Allora penso che in questo ragionamento, che è un ragionamento culturale profondo ma anche sociologico, perché testimonia la trasformazione della società, dalla società contadina, agropastorale, alla società, diciamo così, industriale o dei servizi, dove non tutti hanno quelle caratteristiche e quella sapienza, e quindi il coro si deve per forza allargare per far partecipare tutti alla bellezza del cantare in coro. Ecco, in questo Nuoro ha una centralità, e questa centralità ce l'ha anche perché ci sono state delle persone particolari in questa città, che sono i nostri maestri del folklore, i nostri direttori di coro, i nostri compositori di ispirazione popolare, che è un'altra cosa da essere un compositore tout court, colto, diciamo così. E tra queste figure naturalmente se ne annoverano tante, Vanni Duruiu, Tonino Buddu, Bobori Nuvoli, questi li sto citando perché non ci sono più tra di noi, e quindi non voglio citare quelli che sono qui presenti o in vita, però tra queste persone ce n'era una davvero particolare, che ha animato per 50 anni non solo la coralità, ma ha animato la città, ha dato l'anima per questa città, ci credeva tantissimo, la amava profondamente. Era ammalato, come diceva lui, di nuoresitudine. Questa persona è un po' il babbo del coro di Nuoro, anche se anche lui era figlio del coro di Nuoro. E questa persona era un poeta eccezionale, di una delicatezza d'animo e di modi che poche persone ne nascono così. Io ho conosciuto nella mia esperienza professionale, familiare, politica, migliaia di persone, però ce ne sono alcune che contraddistinguono il percorso di una personale, della famiglia, della comunità in generale. E a questa persona, che tutti avete capito di chi sto parlando, naturalmente io gli vorrei dedicare un applauso da Giancarlo. Altre due cose, che sono queste. La prima è che io ho fatto parte per tanti anni del coro di Nuoro, più o meno da quando avevo 15-16 anni iniziavo a cimentarmi col coro, e con gli amici qui presenti abbiamo fatto 1000 esperienze, ed è stato difficilissimo arrivare a quello da cui oggi sono contento che ci sia arrivati, che è un'impresa, un po' un'impresa come quando il padre imprenditore deve passare l'impresa al figlio, di solito non lo vuole mai fare. Ecco, in questo caso noi ci cementavamo quando avevamo 15, 16, 17, 18 anni, anche dopo, a prendere il testimone dagli anziani, e a un certo punto abbiamo pensato che non ci sarebbe potuto essere un futuro per il coro di Nuoro, perché sembrava che questo testimone non te lo dessero mai, lo volevano sempre loro.
però loro avevano dei metodi, dei modi che non erano più, diciamo così, contemporanei e adatti. Invece questo passaggio di testimone è avvenuto, e ragazzi è avvenuto alla grande, perché voi avete tenuto la stessa pasta corale, lo stesso animo, lo stesso cuore che avevano per noi i grandi, i fondatori o quelli che hanno proseguito dopo la fondazione, per cui veramente complimenti. Grazie. La seconda cosa che vi voglio dire è questa, che qua il 90% delle persone qui presenti sono coriste o familiari di coristi. Ecco, nel coro si impara una cosa fondamentale cantando in coro, che è molto attuale in questo momento. Bisogna andare d'accordo. Bisogna andare d'accordo. Il valore principale per fare un buon coro è quello che un corista deve rispettare l'altro, e tutti i coristi si devono rispettare tra di loro, e tutti devono rispettare chi dirige, il direttore. Ecco, questo senso di, diciamo così, di solidarietà, questo senso di appartenenza a un coro dove ognuno deve svolgere una funzione e tutti si svolge una funzione insieme per fare un qualcosa di bello, che fa bene all'anima, che fa bene al cuore, che fa bene alla comunità. Ecco, questo io vorrei che fosse un metodo che noi utilizzassimo oggi per fare tutti insieme, in coro, un appello alla pace, a fermare la violenza gratuita contro un popolo e contro qualsiasi popolo. Ecco, vorrei che da qua, da Nuoro, tutti insieme, in coro, cantassimo per la pace, e che così come abbiamo avuto 70 anni di pace in Europa e 70 anni di storia del coro di Nuoro, si impari a dialogare insieme, a rispettarci l'un l'altro e a capire che il bene più importante è la pace, la solidarietà, e con questo possiamo costruire un mondo migliore, così come voi cercate ogni giorno di costruirlo, cantando insieme e cercando di lasciare agli altri un patrimonio appunto di pace e di dialogo. Grazie per quello che fate. Grazie per avermi invitato stasera a rappresentare la comunità di Rosei, che già egregiamente è stata rappresentata dal tenore concordo di Rosei, che ci ha cantato insomma dei bellissimi brani della nostra tradizione, non solo canti della Settimana Santa, ma della nostra tradizione popolare, insomma dei canti sacri. Grazie Francesco per avermi invitato, e grazie alle autorità qui presenti, Andrea e tutti gli amministratori per la loro accoglienza. È un onore per me essere qui stasera in questo luogo così insomma caro alla tradizione nuorese, e insomma essere in mezzo a voi che rappresentate appunto un caposaldo della coralità nuorese, ma non solo, della coralità sarda. Quindi ho accettato con piacere l'invito, perché comunque stasera trattiamo un tema molto importante a me come Rosina, quello dei canti sacri. Rosei è un tassello importantissimo nella tradizione canora sarda. Abbiamo una tradizione importante di canti della Settimana Santa e non solo, che tramandiamo comunque oralmente da secoli. In particolare abbiamo una tradizione di canti sacri tramandati dalle confraternite a partire dal XIV secolo. I nostri confraterni li tramandano gelosamente, con fede, quindi non rappresentano solo tradizioni, ma anche la nostra storia, la storia del nostro paese. Oggi abbiamo potuto ascoltare il primo brano che hanno eseguito i miei compasani, era appunto Zorgostor de Sukenapura Santo, dove appunto la Madonna chiede ai cristiani, chi non li quiere andare a Zuto può l'interrare a Fizumeo. Insomma, è un canto che accompagna la processione del Venerdì Santo, il funerale di Gesù appunto, e questo canto si snoda in sette brani, 7 postasa, che vengono appunto ad accompagnare tutta la processione. Abbiamo altri
gozos tipici, quindi del giovedì, molto simili a quelli che avete cantato voi, Esetti Spada del Dolore sul coro Mantrafitto, e poi tutti gli altri gozos che comunque accompagnano la nostra tradizione di canti sacri, il gozzo del Sure Medio, il gozzo del Sure Pressario. Quindi Rosei è una tradizione importante appunto in questo senso, che noi custodiamo gelosamente e vogliamo tramandare, vogliamo far ascoltare e divulgare a tutti quelli che vorranno apprezzarla. Spero che insomma anche voi abbiate potuto apprezzare stasera questo repertorio. Grazie ancora, vi auguro ancora altri 70 anni appunto di attività, così in armonia e con passione. Grazie, a Metasano. Brevemente, allora, nei cori che abbiamo ascoltato, secondo me abbiamo dimostrato che la nomea che abbiamo noi sardi di essere diversi e addirittura litigiosi, con i canti che abbiamo ascoltato oggi penso che è una nomea sbagliata. Il concerto di oggi appunto ha unito varie coralità, Castelsardo, Orosei e Nuoro, e dopo questo concerto, dopo questo momento, un breve omaggio che Nuoro vorrebbe dare soprattutto a questi ospiti che sono venuti da fuori. Quindi chiamerei il professor Luzzu e offriamo un piccolo omaggio. Chiamerei il coro di Orosei, se c'è qualcuno che può ricevere Grazie mille. Grazie. Castelsardo. Inviterei anche il sindaco di Orosei a avere appunto questo ricordo delle nostre ultime opere. Di Castelsardo non è potuto intervenire, comunque chiedo magari a qualcuno della confraternita se può portare e adesso con l'ultimo pezzo vi salutiamo. Grazie.
Deus ti salve Maria, plena de gracia, su Señor es con tecus, e benedictas es tu entre totus as feminas, e benedictus ubrum, de esas entrañas tu haces. Santa Maria, Mamma de Deus, prega pro nobis alteros peccados, como es hora de esa morte nostra. Amin. Deus ti salve Maria, plena de gracia, su Señor es con tecus, e benedictas es tu entre totus as feminas, e benedictus ubrum, de esas entrañas